La protesta per l'uccisione di un afroamericano infiamma gli Stati Uniti, scontri da Los Angeles a New York e fino alla Casa Bianca. Fine del lockdown, si riapre tutti insieme, dal 3 giugno via libera del governo agli spostamenti tra regioni con massima cautela. Continua a scendere la curva del contagio, in Lombardia sempre il maggior numero di casi, nessuna vittima in 11 regioni. Viaggia all'estero, lo stop della Grecia e di altri paesi agli italiani, Di Maio nessuno ci tratti come un lazzaretto. Il Rosario e Mondovisione, santuari da tutto il mondo collegati con il Vaticano, il Papa e i sacerdoti, abbiamo vissuto il pianto di Dio. Il raggio verde catturato da una maestra siciliana appassionata di astronomia e la foto viene pubblicata sul sito della NASA. La pandemia ha stravolto anche il ritmo sonno-veglia, aumentate le persone che soffrono di insonnia, ma, dicono gli esperti, si tornerà alla normalità. Buonasera a tutti voi dal TG1. La protesta infiamma gli Stati Uniti dopo la morte a Minneapolis di un afroamericano